Un libro sul delitto Tandoi con letture di Nuccia Grassonelli, presentato alla Biblioteca di Fontanelle per iniziativa del Comitato Fontanelle Insieme, che ancora una volta è stato presente con iniziative apprezzabili dagli abitanti. Ed è auspicabile che la biblioteca del quartiere, ubicata nel centro sociale, venisse affidata allo stesso comitato. A scrivere il libro intitolato Diario di un cancelliere, il delitto del viale, è stata un'abitante di Fontanelle, Aurora Augello. Tornando all'iniziativa, c'è da aggiungere che il Comitato Fontanelle Insieme si sta preparando per organizzare come ogni anno la ricorrenza del Natale, un altro impegno per i ragazzi. Questa sera si presenta qui a Fontanelle, alla biblioteca, un suo libro, un suo scritto, praticamente Diario di un cancelliere. Parliamo del delitto Tandoi. Sì, parliamo di delitto Tandoi e non solo, perché il punto di vista è molto privato, molto intimo, tramite un cancelliere che è esistito effettivamente durante questo periodo ed è stato cancelliere al Tribunale di Agrigento, il Salvatore. Il Salvatore è un personaggio quindi per metà vero e per metà falso. In che senso? Vero in quanto vissuto realmente all'epoca del delitto, falso in quanto è stato da me raccontato attraverso un diario. Lui annota tutto e diventa il suo dispositivo è una valvola di sfogo di tutto quello che gli accade, sia esternamente che internamente, come personaggio che vive un conflitto e si fa portavoce di un conflitto che vive anche tutta la cittadinanza. Prima lettura, Agrigento, giovedì 31 marzo 1960. Oggi è stato il peggior giorno della mia vita. Ho appreso che ieri sera è stato ucciso il commissario Cataldo Tandoi. In ufficio siamo ancora tutti sotto shock. Non posso dire che fossimo amici, ma nutrivo per lui una profonda stima. In uno dei nostri primissimi incontri mi presentò la moglie, donna elegante, molto più giovane di lui. Adesso, povera Leila, come cambierà la tua vita? Lunedì 4 aprile ore 13. Sento il bisogno estremo di scrivere su queste pagine bianche